Benvenuti, oggi è domenica 12 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 19.59. La luna sorge alle 15.54 e cala alle 3.52. Oggi la Chiesa celebra il giovanissimo San Pancrazio, morto a soli 14 anni. Nato nel 289 nell'Asia Minore da una ricca famiglia di origine romana, fu chiamato da ragazzo a giurare fedeltà all'imperatore Diocleziano, al cospetto del quale venne condotto. Colpito dalla sua bellezza, il sovrano fece ricorso a ogni tipo di promessa e minaccia per allontanarlo dalla religione cristiana, ma Pancrazio si rifiutò di cedere e venne decapitato. Il 12 maggio, data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della scienza infermieristica moderna, è stato scelto, ormai molti decenni fa, dall'International Council of Nurses come data della giornata internazionale dell'infermiere, celebrata oggi in tutto il mondo. A partire dal 1992 la Federazione Nazionale Collegi IPASVI sostiene la giornata internazionale dell'infermiere anche con la diffusione di manifesti che sottolineano l'impegno degli infermieri italiani sui temi della solidarietà e dell'alleanza con i pazienti e le loro famiglie. È stato protagonista di I soliti sospetti, capolavoro cinematografico. L'attore irlandese Gabriel Byrne compie oggi 74 anni. Tra i suoi primi film anche Excalibur. Sono 44 le candeline per il collega Rami Malek, losangelino di origine egiziana. È lui che ha dato il volto a Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Infine, buon compleanno a Zdeněk Zeman, rivoluzionario allenatore di calcio. Per lui 78 anni e nessuna voglia di smettere. Il suo manager, non sentendola da qualche giorno, si presentò a casa sua. Preoccupato chiese l'intervento dei vigili del fuoco per buttare giù la porta. Trovò Mia Martini, nome d'arte di Domenica Bertè, morta sul letto con le cuffie del Walkman nelle orecchie. Era il 12 maggio del 1995 e se ne andava a 47 anni per un misterioso arresto cardiaco, una delle più grandi cantanti italiane. Immergere i piedi ogni 15 giorni in una bacinella piena di acqua e cubetti di ghiaccio può avere grandi benefici per la circolazione del nostro sangue. È meglio farlo la sera, in modo che il corpo si rilassi, e sono sufficienti appena 15 secondi. Buona domenica ai 12, una luna oggi molto complessa che forma tanti aspetti che dinamizzano tutto lo zodiaco, una domenica di riposo in parte è la domenica che presagisce ad una nuova fase zodiacale in questo sorprendente mese di maggio. Ariete, ebbene la luna oggi quadra proprio al vostro Marte, quindi c'è voglia di fuggire, c'è voglia di rifugiarsi magari in un posto per voi desueto. Niente grandi imprese questo weekend, stare romanticamente davanti al mare sarà un toccasana, anche se il partner oggi potrebbe farvi innervosire. Toro, la giornata di oggi prevede un bellissimo sestile tra Venere e Luna, un planetario quindi che vuole suggerirvi oggi di pensare semplicemente all'amore e di non scocciare il partner con tutta una serie di domande ed aspettative sul lavoro e sul futuro. Godetevi il presente. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata con una luna di seconda casa. Comporre equilibrato il vostro umore, la vostra lucidità. Avete fatto i conti con qualche pensiero un pochino teso in termini di gelosia, di possesso, di affetti che volete di nuovo vostri, quindi visto che siete disposti a perdere un po' della vostra leggerezza d'aria, tuffatevi dentro gli abbracci veramente forti e passionali che la vostra vita vi offre. Cancro, la giornata oggi con la vostra dea nei vostri gradi sembra assolutamente splendida, un bellissimo trigono a Saturno che rimette a posto le idee sul piano pratico e sul lavoro, un sestile con Venere che non vi fa mancare assolutamente l'amore, ma quella quadratura con Marte vi rende un po' instabili umoralmente, avete per adesso la sensazione che qualcuno vi critichi e siete molto suscettibili, attenzione.
Leone, la giornata di oggi è una giornata che presagisce ad una luna che porta con sé tutte le voglie e i sentimenti che vorrebbero fare della vostra vita affettiva e familiare un qualcosa di diverso. Probabilmente non siete soddisfatti e oggi è una buona giornata per fare chiarezza e arrendervi anche a questa semplice ed elementare considerazione che però è sempre la base per costruire un futuro migliore. Vergine, la giornata di oggi è una giornata particolarmente interessante visto che la luna sembra portarvi soluzioni, una luna che però vi ricorda sempre dalla sua quadratura con Marte che c'è sempre un po' il nemico in agguato. Saturno però vi assicura una buona riuscita nel lavoro con delle nuove soluzioni, mentre il sestile con Venere vi fa guardare un pochino meglio a un sentimento che nutrite per una persona nuova. Bilancia, la quadratura della Luna oggi è veramente fastidiosa, soprattutto perché toccando temi come quelli saturniani, venusiani e marziani mi fa un po' arrabbiare rispetto all'analisi che fate sulla vostra vita pratica, su quella affettiva e su quella passionale. Forse avete bisogno di reinventarvi una nuova vita e di resettare un po', ogni tanto fa bene. Scorpione, luna di trigono oggi meravigliosa per voi e tra l'altro si aggancia a tante suggestioni molto piacevoli di Saturno, e media con l'opposizione di Venere in una maniera abbastanza diplomatica. Oggi forse troverete l'accordo con una persona che vi piace. Sagittario, una giornata oggi che prevede un dinamismo un po' inconsueto, un dinamismo affettivo. Sarete voi a recarvi dagli amici, ad andare e a isolare un po' dai soliti scenari del vostro quotidiano. Oggi è una giornata da passare così, facendo qualcosa di diverso. Capricorno, giornata molto interessante oggi anche perché la luna vi chiede di guardare un pochino più razionalmente e serenamente ai vostri impegni. Non c'è niente che non va anche se sembrate nutrire ansie e sospetti. Non è che semplicemente non siete abituati al benessere e alla felicità, sarebbe da voi. Acquario, giornata oggi con un bellissimo trigono Plutone-Giove, anche se quel Plutone è un po' spento, Giove lo recupera bene e segna appunto l'inizio in questo weekend di una prospettiva bella, morbida, piacevole, confortevole. Anche voi adesso avete voglia di muovervi, di pensare in grande, di viaggiare e di dire sì magari a qualcuno che vi piace. Pesci, giornata molto piacevole oggi visto che la luna è in perfetto accordo col vostro Saturno. Ecco, ospitate un pianeta alquanto ostico, ma solo voi siete capaci di ammorbidirlo. In più oggi vi aiuta la luna parlando di sentimenti che durano nel tempo. Il 59% degli italiani votò no. Nel nostro paese era il primo caso di referendum abrogativo. Il 12 maggio del 1974 i cittadini furono chiamati a decidere se cancellare la legge Fortuna Baslini, con la quale nel 70 era stato introdotto il divorzio. Fu mantenuta e oggi sono tante ad approfittarne. Alcune tarantole tengono delle piccole rane come animali domestici. Il motivo? Le rane mangiano gli insetti che predano le uova di tarantola. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Ci salutiamo con la frase del giorno. Va notato che un buon numero di persone sono nate curiosamente inadeguate per il destino che le spetta su questa terra. E io invece mi sento molto adeguata al ruolo di darvi il buongiorno col nostro almanacco, quindi vi aspetto domani.